Ci troviamo in un luogo remoto nel nord della Cina, in prossimità del monte Songsha, nella regione di Henan. In realtà ci troviamo in un posto forse ancora più bello e più suggestivo. Siamo qui tra le montagne del Friuli, vicino a un bel paese fatto di case di sasso e di ballatoi in legno, che ha dato i natali anche a un famoso poeta dialettale da poco scomparso. Non aggiungo altro, chi poteva capire ha già capito. E io sono vestito come Obi-Wan Kenobi perché oggi mi sono unito agli allievi della scuola del maestro Liu Wei. Ni hao, maestro. Ni hao. Ni hao è l'unica parola di cinese che so. D'altronde cosa sappiamo, cosa conosciamo noi della Cina e dei cinesi, al di là degli involtini primavera e del riso alla cantonese? Eppure stiamo parlando di un popolo e di una cultura millenaria, vero maestro? Certo. E Liu, posso darti del tu? Certo, va benissimo. Ecco, e raccontaci un po' di te. Tu sei un allievo del tempio, del monastero. Allora, io sono un monaco guerriero. Diciamo, in un monastero ci sono varie tipologie di gradi. Quello dei monaci che pregano, che hanno un compito a livello religioso, invece quelli che praticano Shaolin Kung Fu, quello che siamo come noi, come tante persone che divulgano quest'arte. Infatti io ho avuto il compito proprio dal mio maestro Yan Yichuan, che è uno dei maestri più importanti della Cina e riconosciuto dal governo proprio oltre dal tempio Shaolin. Lui attualmente ha più di 13.000 studenti nella sua scuola. Mi ha dato il compito di portare il Kung Fu Shaolin in Italia. Infatti la nostra scuola è l'unico sede della Epo Wushu College, che è la fondatore del mio maestro. Quindi è una specie di filiale del tempio di Shaolin qui in Italia. E giù sul fondovalle gli allievi del maestro si stanno già preparando a quella che sarà l'esibizione che poi vi mostreremo. Siamo con il giovane Luke Skywalker. Allora, giovane Jedi, tuo maestro mi ha detto che la forza scorre vigorosa in te. Cosa ci farai vedere adesso? Adesso vi farò vedere un pezzettino della mia forma di Kung Fu che pratico sempre all'allenamento. Bene. Dai, parliamo un attimo della tua scuola a Pordenone. Come si chiama, quando è nata, cosa fate? Allora, la mia scuola a Pordenone ormai abbiamo fatto festa dei 15 anni, infatti dopo ti ho portato anche un presente. E la nostra scuola ormai è da 15 anni che è nel territorio di Pordenonese. Abbiamo circa 400-500 studenti iscritti alla nostra sezione e lavoriamo principalmente sul Kung Fu di Shaolin, come è giusto, sono qua per questo. All'interno abbiamo anche Tai Chi Chuan, che è un'arte di benessere con movimenti molto lenti, sono molto eleganti, armonia, ma nel momento che serve esplosivo, che infatti dopo vi farò anche vedere una dimostrazione. E i ragazzi che stanno allenando adesso si stanno facendo l'arte del Kung Fu Shaolin. Ecco, ci siamo spostati e adesso siamo qui sulla riva del torrente
aspettando che passi il cadavere del nostro nemico, dei nostri nemici, nel senso, beh, tu non ne avrai, ma io ho una lista che non finisce più. Vabbè, senti, stavamo parlando del tempio di Shaolin e della giornata di un giovane allievo del tempio di Shaolin che dopo gli esercizi fisici del mattino prosegue come? Allora, come abbiamo detto prima, prosegue, diciamo, la prima cosa abbiamo detto della dieta, no? Quindi mangiano in maniera più naturale possibile a colazione, come sia per il pranzo sia per la cena. Quindi le tre modalità di mangiare non sono diverse, sono simili, cambia pochissimo tipologia di cibo, perché la scelta del cibo è nel nostro cervello, quello che invece serve per il nostro corpo è un altro. Quindi tante volte noi mangiamo non per quello bisogno del corpo, ma bisogno della testa. Quindi nel monastero, quindi il momento della dieta, finito, diciamo, allenamenti, studi, si parte alla Quindi parte... il pomeriggio è dedicato allo studio. Studio, quindi chi monaco buddista studia il buddismo, studia la filosofia, eccetera. Invece un praticante di arti marziali continua a allenarsi. Si allena verso fino alle 4, poi si prepara per la meditazione, cerimonia buddista alle 5, quindi la seconda parte, diciamo, della meditazione. Dura un'oretta e mezza, poi si cena, finito la cena, la sera ognuno continua a allenarsi quello che gli viene incaricato, chi per il Kung Fu, chi per la meditazione. La notte alcuni monaci dormono, alcuni monaci meditano. La meditazione in sé, per noi diciamo che pratichiamo questa arte, il riposo non è nel dormire, il riposo è nella testa, quindi la meditazione è il riposo. Ma a proposito di riposo, c'è un giorno di riposo nella settimana di un monaco? Dove per esempio magari un giorno da dedicare ad andare al cinema, andare al centro commerciale, andare al bar a vedere il posticipo, queste cose qua che i monaci Shaolin diciamo fanno. Che per i monaci Shaolin il non allenarsi non esiste, perché noi tutti i giorni ci alleniamo. Le giornate di ferie, forse la mezza giornata chiamiamo, per andare a comprare le cose bisognose, quindi può essere la carta igienica, può essere il riso per il monastero, può essere le verdure, cioè le cose, in quel tempo andiamo a fare le cose che le pulizie, quindi ci teniamo dei momenti liberi. Nei momenti liberi è solo il momento di non fare arti marziali o meditazione, quindi in realtà l'uomo libero cosa vuol dire? Uno che va al mare, si mette sullo sdraio, quello è essere libero? Non è assolutamente. Non sono cose che interessano ai monaci Shaolin. Allora, queste divise che voi vedete, la divisa, diciamo, che vedo ce l'hanno sui ragazzi, si chiama Kung Fu, Hesan Yi. Cosa vuol dire? Il divisa del monaco Shaolin, dove hai anche tu oggi come ospite nostro. E la divisa invece che ha la ragazza è una divisa di arti marziali da gara, si chiama Kung Fu San, che è una divisa, diciamo, più moderno, più con draghi, comunque mantenendo le tradizioni dell'arte marziale cinese, e proprio sono divise, diciamo, uno un po' più femminile, perché non ha il monastero le divise per donne, perché il monastero Shaolin sono tutti uomini.